Oggi siamo a Randazzo in provincia di Catania, quindi per scoprire questa meravigliosa giornata mi dovete seguire. Un applauso glielo possiamo fare a queste meraviglie, eh? Anche oggi incontriamo l'assessore regionale Salvatore Barbagallo e vi stiamo raccontando in queste settimane a Isola Verde tantissime isole di eccellenza, così ho amato chiamarle, però assessore ci sono anche delle criticità, una su tutte ci riconduce direttamente al cambiamento climatico e ovviamente ci riconduce alla siccità che ormai per la Sicilia non è più un'urgenza ma è diventata una vera e propria emergenza. Sì, il 2024 purtroppo è stato caratterizzato da una siccità molto severa. Venivamo già da un 2023 pesante, per cui gli effetti si sono accumulati e pertanto c'è stato un basso accumulo di acqua negli invasi. Questo non ha consentito una irrigazione regolare in molte zone della Sicilia, per esempio nella piana di Catania, ma in altre pianure. Comunque il governo ha reagito abbastanza bene. Quando si verificano eventi di questo tipo tecnicamente è molto difficile recuperare le risorse che vengono a mancare, perché i volumi idrici per l'agricoltura necessari sono ingenti e quindi non ci sono risorse che possono essere in sostituzione di quelle che mancano. Da letteratura bisogna reagire con sostegni finanziari e il governo ha dato sostegni finanziari un po' in tutti i comparti, innanzitutto con lo sgravio delle cartelle settoriali del 2023 e 2024, andando a dare sostegno alla viticoltura per la malattia della peronospera, abbiamo dato sostegni per la zootecnia attraverso i voucher fieno e alla cerealicoltura. Purtroppo anche il grano è stato annullato nel 2024. Abbiamo dato un sostegno a un piccolo comparto che è quello dell'apicoltura, ma che è molto importante in quanto le api rivestono un ruolo fondamentale per l'equilibrio complessivo dell'agricoltura e della nostra agricoltura siciliana. Pertanto queste reazioni sono state reazioni significative, certo i danni sono stati ingenti, però abbiamo dato un segnale molto importante. Il mio assessorato ha cercato di fare tutto il possibile per venire incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli. Imprenditori che ovviamente hanno immediatamente accolto questo genere di sostegno, questo genere di aiuto e devo dire che molti anche con grande intelligenza sono riusciti a sperimentarsi in piccolo, cioè a dare immediatamente delle risposte proprio direttamente all'interno dei loro appezzamenti di terreno e anche qui vi abbiamo raccontato di creazione di invasi, grazie ovviamente all'intervento dell'assessorato piuttosto che a delle operazioni molto intelligenti di razionalizzazione dell'irrigazione. Anche lì sono partiti dei progetti che vi abbiamo raccontato assolutamente intelligenti e lodevoli. Le chiedo in una battuta, per l'anno prossimo lei è ottimista? Ma sono assolutamente ottimista, stiamo mettendo in campo delle risorse e sto conducendo un'operazione per cercare di rimettere in sesto gli impianti idrici che hanno delle criticità, ad esempio a partire dal lago di Lentini nella Sicilia orientale,
pertanto io sono molto ottimista. Grazie veramente all'assessore Salvatore Barbagallo. Il racconto di Isola Verde, di questa Sicilia che produce, che ci fa emozionare, che ci fa innamorare, continua tra poco. Ci troviamo nel comune di Randazzo con la dottoressa Caliò, la dottoressa Giusto e il dottor Gambadauro. Dottoressa Caliò, il benvenuto. Buongiorno, io do il benvenuto ad Antenna Sicilia e a Telecolor che hanno organizzato questa manifestazione intesa a promuovere le eccellenze, i prodotti del territorio. Siamo felici di ospitarvi e appunto di dare lustro a quelle che sono le eccellenze del territorio da un punto di vista gastronomico, dei vini, insomma i prodotti tipici. E noi vi ringraziamo, dottoressa. Buongiorno a tutti, ringraziamo in particolare l'assessorato regionale all'agricoltura che ha scelto il comune di Randazzo della provincia di Catania per promuovere le eccellenze del territorio. Per noi è un onore avervi qui e potervi mostrare la bellezza del cibo, della gente e dell'arte e della storia di questo paese che noi in questo momento gestiamo in gestione commissariale. Dottore. Sì, mi unisco ai ringraziamenti delle colleghe. Benvenuti in questa enclave medievale nel mondo moderno, come la definì Federico De Roberto. Non vogliamo mostrarvi soltanto la bellezza della città, ma anche la laboriosità e la cittadinanza che ringrazio. Basta guardare i panari, i cesti di vimini, basta guardare i calderoni in rame, cosiddette guaddare. Quindi benvenuti e buon viaggio dentro questa enclave medievale. Grazie a voi. Sono con il dottore Giovanni Sutera, ispettore provinciale dell'agricoltura. Io ho trovato un territorio molto virtuoso e penso che la regione Sicilia deve essere orgogliosa dal punto di vista agricolo di quello che sta accadendo in questo territorio. Sì, senz'altro noi come Regione innanzitutto grazie, siamo ben lieti di essere qui presenti perché istituzioni e cittadini quando si organizzano questi eventi devono essere vicini, ma devono essere vicini anche in sede programmatica di gestione del territorio, perché l'unione, la vicinanza, l'aggregazione sono elementi di sviluppo di un territorio. Questo evento di oggi è un evento che ci rallegra tutti perché emergono le produzioni eccellenti che ci sono in un territorio, produzioni diversificate, fra l'altro si va dall'orticoltura agli ortaggi alla vitivinicoltura, quindi eccellenze che rendono orgogliosi chi vive in queste zone. Noi come Regione abbiamo finanziato attraverso il PSR tante iniziative sia sul piano produttivo sia sul piano agroindustriale con caseifici. Qua fra l'altro c'è una struttura abbastanza forte, conosciuta in tutto il territorio regionale, che non solo produce ma dà occupazione, e quando si realizza un investimento dobbiamo capire una volta per tutti che sono investimenti privati certamente che guardano il profitto dell'imprenditore, ma l'imprenditore realizza anche indirettamente un investimento pubblico su delega indiretta del pubblico, quindi quando qualcuno fa qualcosa significa veramente che la fa per sé ma la fa anche per gli altri in termini di occupazione, in termini di imposte che ritornano praticamente all'ente pubblico e quindi creano ricchezze che creano disponibilità di bilancio per l'ente che poi può investirlo laddove si vuole. Certo, dottor Sutera, io la ringrazio, ha fatto un quadro perfetto riguardo a quello che è i progetti della regione. Dopo che avete visto questa puntata di Isola Verde, vi posso garantire che dovete venire perché questo è un territorio meraviglioso. Nel cuore della Sicilia, ai piedi dell'Etna, si trova Randazzo, il borgo medievale noto come la città delle 100 chiese. Le sue storiche chiese testimoniano le radici delle civiltà che hanno segnato il territorio, dai greci ai latini fino ai lombardi. Tra le principali attrazioni la Basilica di Santa Maria, la chiesa di San Martino, famosa per il suo campanile, e la chiesa di San Nicolò, che ospita la famosa statua del Gagini. Passeggiando lungo la suggestiva Via degli Archi, tra ciottolato e archi a sesto acuto, si possono ammirare scorci di rara bellezza. A pochi passi dalla chiesa di San Martino, il Castello Carcere ospita il Museo dell'Opera dei Pupi.
dove si possono scoprire le preziose marionette siciliane, simbolo di una tradizione senza tempo. Sono immensamente grato a Rosita perché mi ha fatto cambiare, ci siamo cambiati tutti, ma siamo entrati all'interno di quella che è l'anima pulsante del caseificio La Cava, e perché qui il meraviglioso latte siciliano che arriva diventano i vostri formaggi straordinari. Sì, proprio così, Ruggero. Qual è il processo? Il latte arriva da quella parte, capisco? Il latte arriva, viene sottoposto a dei controlli, quindi facciamo delle analisi di screening, successivamente poi viene pastorizzato. Ricordiamo cosa significa pastorizzare il latte, vuol dire portarlo a una determinata temperatura, Portare no? il latte a 72 gradi per circa 18 secondi. Questo è un processo importante, soprattutto per la salubrità del prodotto. La pastorizzazione non fa altro che uccidere microrganismi sia buoni e cattivi, e quindi noi cosa facciamo per poi poter fare la fermentazione nei formaggi? Aggiungiamo dei batteri lattici, che sono dei batteri lattici autoctoni del territorio dell'Etna, selezionati tanti anni fa, e quindi sono quelli che poi caratterizzano il nostro pecorino, la nostra tuma, con dei flower particolari. Senti, questo è un periodo dell'anno molto particolare, molto speciale, e qui abbiamo il Festival della Tuma, giusto? Infatti, la tuma, eccola. Questa è la tuma per fare le schiacciate, come si suol dire. La tuma nasce dal fatto che nel periodo di dicembre venivano tolti gli agnellini agli animali e quindi iniziava la produzione del latte. Il latte non era tantissimo e questo formaggio serviva per guarnire queste pizze chiuse, ed non aveva il pepe, era un prodotto che doveva essere prodotto velocemente, e quindi da questa è nata la tuma. Quando a casa facciamo la schiacciata c'è un piccolo segreto, quello di fare in modo che la tuma inizi il suo processo di fermentazione, cioè che poi faccia il filo quando tu la mordi, deve avere il giusto grado di maturazione, quindi la facciamo fermentare per bene e evitiamo che la tuma si imbrunisca all'interno della schiacciata. Si chiama la reazione di Maillard. Ma questo è anche un consiglio da chef, avete capito? Grazie per avermi portato qui, ma io so che c'è un tavolo che ci aspetta con tante prelibatezze e tante meraviglie, e quindi ci andiamo a salutare lì. Sì, certo. Conclusione migliore per noi oggi qui al caseificio La Cava non poteva esserci, devo dirvi. E Rosita, grazie, perché oggi veramente non solo ci hai accolto con tanto affetto, con tanta disponibilità, ma soprattutto adesso ci stai dando dimostrazione di quello che poi arriva sulle tavole degli utenti finali. E tu ci dicevi che voi ci tenete particolarmente non solo a far mangiare, ma a nutrire le persone, e soprattutto qualità di altissimo livello, tutta qualità che troviamo in questi prodotti, da questo molto particolare che è affinato in vinacci di Nerello Mascalese a quello con limone e verdello dentro. C'è anche una grandissima varietà. Una grande varietà, ma di prodotti tradizionali, fatti di pochi ingredienti. Proprio questo ci caratterizza, il fatto di utilizzare pochi ingredienti, nessun conservante. Questo proprio abbiamo detto è il formaggio Nerello affinato per 45 giorni in Nerello Mascalese, viene fatto solo una volta l'anno. E poi i prodotti tradizionali, il pecorino pepato, sia fresco che stagionato. Questa è la provola verdello invece. Sì, quella ha una storia molto particolare, perché tanto il verdello è la seconda fioritura del limone, sì, quindi questo è molto piccolo, veniva utilizzato proprio per essere conservato, siccome aveva poco succo, per evitare di essere buttato, lo conservavano proprio all'interno della provola. E cosa fa il verdello all'interno della provola? Avviene proprio un processo di traspirazione, cioè gli oli essenziali durante la maturazione passano nella pasta della provola. Quindi si sposano in buona sostanza. Benissimo, e serviva a finire
fine pasto per pulire il palato dopo aver mangiato la carne. Che meraviglia, guarda, oggi ci hai fatto fare un viaggio stupendo, io vi ho raccontato la storia di questa famiglia, tutto è cominciato nel 1970 e si è ingrandita di anno in anno, di generazione in generazione. Prima di salutarci ti chiedo, quanto è importante il contributo della Regione, quanto sono importanti i fondi PSR e quanto sentite vicine le istituzioni nel fare ingrandire questo caseificio? Il supporto è stato tanto, sia appunto nel nuovo stabilimento, ma anche supporto a livello di ricerca e sviluppo. La nostra azienda è impegnata nella ricerca e nello sviluppo, supportata dalla Regione, supportata dalle università. Sì, appunto la Regione ci dà l'opportunità e il sostegno ad ingrandirci e ad andare avanti. Rosita, grazie infinite, abbraccio a tuo fratello Nino e questa è una bellissima storia siciliana, un'altra bellissima storia siciliana che oggi vi abbiamo raccontato a Isola Verde, proprio qui a Randazzo, immersi tra le montagne più belle e soprattutto con la certezza, come vi racconto sempre io, che quando tradizione, innovazione e ricerca si sposano e trovano dei siciliani illuminati, come in questo caso la famiglia La Cava, il risultato finale è questo, ed è un risultato finale che riempie di gioia il cuore dei siciliani. Il racconto di Isola Verde continua. Don Domenico, per me vedere una città piena di giovani e di vita è una cosa meravigliosa. Ci mancherebbe, teniamo anche noi a che i ragazzi nella nostra città crescano bene e soprattutto si innamorino della loro città, della sua bellezza e delle sue tradizioni. Ma la gioia che cosa può rappresentare? E la gioia è un valore a cui ogni uomo aspira, chi non vuole essere felice. È un'aspirazione naturale quella alla gioia, e che a volte la gioia si confonde con il piacere di un momento che va via e lascia spesso il cuore arido e vuoto. E la gioia nasce dai valori autentici che si portano nel cuore. I valori sono tutti riconducibili al vero bene. Il Randazzo ha tradizioni religiose e civili veramente cospicue, antiche e significative, che sono tradizioni che portano valori e trasmettono valori. A tal proposito, la tradizione religiosa e folcloristica più importante del paese è senz'altro la Vara del 15 agosto. La manifestazione del 15 agosto è senz'altro un momento di grande gioia collettiva. Don Domenico, io la ringrazio per questa meravigliosa grazie a voi. pensiero sulla gioia. Grazie a voi. Maestro, direttore, possiamo iniziare con questo inno alla gioia. Prego. Dottor Gaetano Scarpignato, storico di Randazzo. Randazzo è una città prettamente medievale che trae origine grazie all'insediamento di un numeroso gruppo di popolazione proveniente dal nord. Il territorio era antropizzato ab antiquo, però è grazie a queste popolazioni che inizia il suo sviluppo. La domanda le vorrei fare, questo è un territorio che in qualche maniera oggi rappresenta il vino, ma dal punto di vista storico il vino, questo territorio com'era? Abbiamo trovato una documentazione all'Archivio di Stato di Catania, nel fondo notarile, che documenta che già nel 400 si commercializzava, si produceva e si commercializzava il vino, naturalmente con le tecniche rinascimentali, medievali dell'epoca. Chiarissimo. Gianni Giardina, tu oggi mi hai copiato. Guarda. Perché tu sei uno famoso, uno importante, e quindi cerco di imitarti. Allora, entriamo nel vivo di questa puntata. Qui siamo in un territorio meraviglioso. Abbiamo un tipo di coltivazione eroica ed è una cosa che molte persone a casa non sanno e dobbiamo spiegare. Siamo patrimonio dell'UNESCO perché siamo in un territorio vulcanico e soprattutto
è stato invaso da tantissimi imprenditori che in questo territorio, sia siciliani che esteri, hanno puntato la Sicilia. Sì, allora siamo in provincia di Catania e questa volta parliamo veramente di un territorio unico. Siamo, come dici tu, in un territorio dove la viticoltura viene definita eroica. Eroica significa un'altitudine minimo di 500 metri e una pendenza del 30%. Ci sono anche terrazzamenti, quindi significa veramente viticoltura di sudore, dove per coltivare la vite rispetto ad altri territori ci vuole il triplo delle ore lavorative. Fare viticoltura qua è veramente eroica, anche perché è un territorio, siamo nel vulcano più attivo, più grande d'Europa, e dove ci sono dei vitigni particolari. Vitigni principi sono Enello Mascarese e il Carricante, vitigni che danno soddisfazione a tutte le aziende che sono venute ad investire proprio qua in provincia di Catania. Devo dire che la DOC Ettina, che è la DOC principale della provincia di Catania, abbraccia 20 comuni del vulcano, e ci sono poi 133 contrade, quindi delle sottozone dove si producono dei vini meravigliosi, ed è una viticoltura appunto unica, con questi vitigni che per certi versi, per esempio per Enello Mascarese, assomiglia alla zona più importante dei vini rossi della Borgogna, e i bianchi sono bianchi importanti che durano nel tempo e che assomigliano un po' alla zona dell'Alsazia, vini bianchi che durano parecchio. Quindi veramente in questo territorio si fa viticoltura d'eccellenza, 1500 ettari coltivati con tanto sacrificio, tanto passione, che danno soddisfazione sicuramente a tutte le imprese che, come dici tu, sono venute ad investire qua. Non solo, ma genera anche lavoro rispetto alla viticoltura eroica, quindi molto faticosa, molto difficile da approcciare. Abbiamo anche l'olio. Sì, indubbiamente. Anche l'olio è documentato fin dal periodo medievale, con questi atti notarili, i contadini che commercializzavano quest'olio, naturalmente con le tecniche antiche, per noi oggi desuete, non esistono più. Io per adesso vi ringrazio, ci vediamo dopo. Maupassant diceva che la Sicilia è il paese delle arance, e proprio partendo da questa celebre frase il racconto di oggi si ferma su questo straordinario prodotto siciliano, un'arancia speciale, un vero e proprio tesoro, l'arancia rossa IGP. Cresce ed è rigogliosa nella parte orientale della Sicilia ed è figlia di un fenomeno naturale veramente straordinario, la grande escursione termica che c'è tra le ore diurne e le ore notturne. Proprio questa grande differenza di temperatura permette a questa arancia di essere unica e di avere tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. E allora oggi andremo a incontrare il presidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia, e con lui scopriremo non solo tante curiosità, ma soprattutto cercheremo di farvi innamorare ancora di più di questo. Tutelare il consumatore
e anche valorizzarlo, perché a volte in Sicilia noi siamo molto bravi a produrre, meno a far sapere quanto bravi siamo. Purtroppo questa è una grande verità. Mi voglio riagganciare subito a quello che dice, stagione complessa, stagione particolarmente difficile, stagione che però ha visto un sostegno importante da parte della Regione Sicilia, con dei fondi che sono stati anticipati, e quindi diciamo di tanto in tanto, lo possiamo dire veramente con il sorriso sul viso, con una giusta politica di sostegno a chi in questa terra dà tanto e a chi in questa terra crede. Io credo che noi ci dobbiamo sostenere tra di noi sempre di più, cioè ora è stato messo un primo budget che è un punto di partenza. Ci sono tante altre cose che si possono e si devono fare insieme, perché insieme siamo più forti. Ora, per esempio, ultimamente l'assessore, l'assessorato e la giunta hanno trovato anche i fondi per coprire delle cartelle esattoriali immotivate per i consorzi di bonifica, visto che non c'era stato acqua. Certo. Questo è stato, secondo me, un bel lavoro di squadra. Vuol dire che è tutto risolto? No, c'è tant'altro da fare, ma insieme si può affrontare. Si può percorrere meglio questa strada, e questo è assolutamente molto importante. Parliamo un po' di questo prodotto, parliamo un po' di questa arancia rossa che noi purtroppo tante volte diamo per scontata, perché siccome siamo abituati a vederla sugli alberi, a vederla sulle nostre tavole, la diamo per scontata, quasi quasi la banalizziamo. Invece no, rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio, ma anche per le nostre storie, per le storie delle nostre famiglie. Catania è nata grazie all'arancia rossa. Arancia rossa che sente tutto ciò che l'Etna gli può dare. L'Etna ormai è più alto della Marmolada, quindi è veramente qualcosa di unico. In questo territorio unico non poteva che esserci un frutto unico che diventa rosso grazie a questa differenza di temperatura tra giorno e notte. L'escursione termica. L'escursione termica. La ricordo quando la studiavo a scuola, 20 gradi, tanti anni fa. 20 gradi, quindi è veramente un mondo a parte in 24 ore. Certo. Sono 3 le tipologie di arancia rossa, giusto? Moro, ecco. Tarocco e sanguinello. Perfetto. Quali sono le differenze tra l'uno e l'altro? Allora, il moro diciamo è più piccolino e pigmenta, quindi è molto rosso. Il tarocco è diciamo il principe tra di loro, perché è quello che ha una pezzatura, quindi una grandezza maggiore, che ormai sappiamo che il consumatore compra molto con gli occhi. E poi il sanguinello che ha un sapore unico, agrodolce, e che poi chiude la stagione. In verità una cosa molto importante è che un consorzio mantiene la tradizione nell'innovazione, e quindi ormai il tarocco si è talmente evoluto che poi può arrivare fino ad aprile-maggio, può pigmentare di più, può avere anche una buccia molto rossa. È un frutto questo che, come lei vede dalle foglie che sono sempre verdi, fotosintetizza tutto l'anno e quindi ci dà aria buona e pulita tutto l'anno, e questo è importantissimo quando sempre di più si parla di sequestro di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria, quindi è veramente un frutto magico. Diventa un polmone sul nostro territorio. Quali sono le sfide che si stanno affrontando, quelle che si affronteranno nei prossimi anni, anche perché il Presidente è stato rieletto proprio da qualche mese, quindi ecco, c'è una programmazione quantomeno triennale che lo riguarda. Quali sono le prossime sfide che voi, i consorziati, il Consorzio deve affrontare? Le sfide non finiscono mai, intanto per questo che è il cambiamento climatico. Io sono qui in Sicilia dal 97, non avevo mai vissuto una stagione così forte, e mio padre, che ha 94 anni, mi dice: io non ricordo nulla di simile. La Sicilia è l'unica regione con bollino rosso per la desertificazione d'Europa, quindi credo che questa è una sfida enorme. Da anni abbiamo già iniziato ad affrontare questa sfida, perché non è arrivata dall'oggi al domani, oggi si è acuita in maniera incredibile, però già lo sapevamo, quindi siamo passati dall'irrigazione a scorrimento in cui si consumava tanta acqua ad un'irrigazione con le doppie ale gocciolanti, che invece veramente non c'è quasi evaporazione. Quindi sicuramente bisognerà affrontare come assessorato e come governo regionale anche la sfida dei dissalatori, però io credo che noi dobbiamo pensare al dissalatore per la popolazione delle città, l'acqua reflua per noi che invece lavoriamo in campagna, quindi sburocratizzare al massimo. Rendere tutto più snello, rendere tutto più accessibile. Un agricoltore non può passare 115 giorni dietro alle carte, perché sennò faceva un altro mestiere. Noi che facciamo questo mestiere perché amiamo il mestiere che facciamo, abbiamo degli avversari molto forti, perché combattere contro la siccità al momento c'è poco che possiamo fare.
È un messaggio bellissimo, quello con il quale stiamo per salutare il Presidente del Consorzio. Non siamo isole, dobbiamo fare rete, dobbiamo tutti quanti aiutarci. Più volte nell'arco di questa conversazione è emerso proprio il fare rete, è emerso il sentirci parte di un progetto unico, perché soltanto così i momenti difficili si affrontano e poi si superano. Quindi grazie veramente e buon lavoro. Grazie, a presto. Ovviamente la nostra passeggiata continua sempre alla scoperta non solo dei grandi prodotti siciliani, ma anche delle grandi anime siciliane che poi fanno di tutto per rendere questa terra ogni giorno sempre un po' migliore. E noi questo miglioramento ve lo raccontiamo con Isola Verde. Sono con la preside Maria Francesca dell'Istituto Agrario e Alberghiero. Buongiorno, Buongiorno benvenuti a Randazzo. Il nostro istituto a Randazzo raccoglie tutti gli indirizzi di scuola superiore ed è particolarmente legato al mondo dell'enogastronomia, dell'agricoltura. Noi lo diciamo quotidianamente, abbiamo la fortuna di lavorare in un territorio che è favorevole a quella che è la nostra finalità, che è una finalità soprattutto di promozione del territorio, di promozione anche delle attività legate al turismo. Quotidianamente lavoriamo con questo obiettivo, dare ai ragazzi l'opportunità di acquisire delle competenze che possano consentire loro, se lo vogliono, di trovare anche un'attività lavorativa sul territorio. È proprio questa la cosa che ci proponiamo quotidianamente. Questa è una scuola che dà la possibilità non solo ai ragazzi ma anche al territorio di come dire, essere dei pionieri, perché questo era un territorio che magari 20 anni fa poteva rischiare di rimanere soltanto con le persone anziane. In realtà con il vostro istituto state dando la possibilità ai ragazzi di poter essere dei pionieri nuovi del territorio, quindi il presente e il futuro. Professor Cartillone, lei si occupa della parte diciamo agraria. Sì, assolutamente, non per caso si parla di attività primaria, poiché appunto da qui nasce tutto il contesto agroalimentare. Abbiamo, come diceva la preside, una grande fortuna. La scuola è incentrata in un territorio a grande vocazione agricola, caratterizzata da tante tipicità che ci hanno lasciato i nostri avi. Guardiamo anche all'innovazione, sì, perché oggi con le nuove problematiche diciamo alimentari, ambientali, idriche, bisogna guardare all'innovazione e su questo abbiamo scommesso tanto. La preside ci ha creduto fin dall'inizio, finalizzando i fondi PNRR anche per la realizzazione di una serra all'avanguardia. Abbiamo una serra dove attuiamo e otteniamo quello che già state vedendo qui, colture in fuorisuolo. Quindi una tecnica molto rispettosa per l'ambiente, diversamente da quello che potrebbe sembrare, perché le piante vengono coltivate in un panetto naturale, quindi fibra di cocco, alimentate in modo che stiano bene, crescano bene, quindi con acqua e quel che basta di elementi nutritivi, stando attenti alle percolazioni, quindi non inquiniamo suolo, non inquiniamo falda, quindi alla fine otteniamo prodotti genuini, anche perché in questi contesti ambientali, quindi la serra, e quindi confinati, noi riusciamo a portare avanti le produzioni con basso input energetico e quindi con bassa quantità di pesticidi, quindi di insetticidi, fungicidi vari. Quello che vedete sulla tavola oggi sono prodotti che si devono definire genuini e sani. Quindi io cosa posso dire? Che questi prodotti sono tutti prodotti da questa scuola. La parte agraria, ma adesso dobbiamo passare alla parte della cucina, perché questi prodotti poi devono essere trasformati. Quindi io vi ringrazio. Preside, grazie per il lavoro che fate e ci vediamo dopo. Al cospetto della nostra magnifica Etna, oggi sono pronto a raccontarvi di pistacchio di Bronte DOP e incontriamo Enrico Cimbali. Enrico, ciao, benvenuto a Isola Verde. Lui è il direttore del consorzio Pistacchio di Bronte, ma anche il titolare di questa meravigliosa azienda che oggi ci ospita. Sono 40 ettari, Enrico, 40 ettari che raccontano la storia della tua famiglia.
E da 3 generazioni siamo qua in questa azienda dove coltiviamo questo bellissimo prodotto. Senti, intanto dobbiamo fare con le giuste specifiche. Il pistacchio di Bronte è DOP quando il pistacchio di Bronte viene coltivato su terreno lavico, giusto? Bravo. Questo è tutto terreno lavico, è tutto un prodotto DOP ed è anche l'unica, forse una delle poche aziende in biologico. Ti chiedo allora, quando noi acquistiamo del pistacchio e leggiamo pistacchio di Bronte, dobbiamo stare molto attenti, in questo caso parlo con il presidente del consorzio, anche a quello che c'è scritto ovviamente nelle etichette, perché non tutto il pistacchio di Bronte è pistacchio di Bronte DOP. Bisogna stare attento in etichetta che sia specificato pistacchio verde di Bronte DOP, ecco, e che ci sia l'autorizzazione del consorzio. Ecco, quando noi troviamo già questa dicitura possiamo stare sereni. Possiamo stare tranquilli al 100%. È un pistacchio assolutamente magnifico, un grande ambasciatore della Sicilia, in questo caso dell'Etna in giro per il mondo. Mi dicevi che la vostra è un'azienda bio, probabilmente una delle poche. Da quanti anni avete deciso di sposare questa filosofia e concretamente perché siete bio? Abbiamo sposato questa scelta da circa 20 anni, sia perché crediamo nei prodotti biologici e sia perché abbiamo una marcia in più nella commercializzazione del prodotto. Quindi è una scelta imprenditoriale ma anche una scelta di coscienza molto importante che, devo dire, grazie al cielo tanti imprenditori siciliani ormai stanno attuando e stanno rendendo vera. La regione, l'ente regione, in tutto ciò come vi aiuta, come vi sostiene? Ma la regione diciamo che è stata sempre presente. E come tu vedi, noi con dei bandi PSR abbiamo ristrutturato sia i fabbricati e abbiamo realizzato questo capannone con l'acquisto delle attrezzature per la trasformazione. È stata per noi un grande aiuto. Questa è una gran bella notizia, ma devo dire che spesso e volentieri ci capita di incontrare imprenditori che ci fanno capire come e quanto l'imprenditoria e quindi la parte privata sostenuta dalla parte pubblica non possa far altro che benissimo a questa terra, che ha soltanto bisogno, come dico sempre io, di essere sostenuta, raccontata ed amata. Enrico, grazie veramente Enrico per la tua disponibilità, per averci aperto le porte di questa azienda e per averci raccontato un pezzo di storia della tua famiglia, perché poi quando raccontiamo i luoghi raccontiamo anche la storia delle famiglie siciliane ed è questo ciò che ci fa innamorare ogni giorno di più di tutto quello che ci circonda. Il racconto di Isola Verde continua. Allora sono col professore Grasso e col professore Cantarella. Come vedete questa tavola, ma voi quanti piatti ci avete preparato, professor Grasso? Allora, i piatti che abbiamo realizzato sono piatti che utilizzano prevalentemente i prodotti che provengono dalla nostra azienda agraria, quindi i funghi, i cardongelli, il cavolo, i finocchi, tutti i prodotti che vengono realizzati nell'azienda e trasformati a scuola. Ci dia l'indicazione di un piatto. Abbiamo delle polpettine di ricotta con funghi di perla, nello specifico cardongelli realizzati dall'azienda, opportunamente decorati su del cavolo rosso marinato. Un tortino di zucca gialla con finocchietto selvatico e qua abbiamo valorizzato la provola dei nebrodi, che è un prodotto d'eccellenza del territorio, appunto abbinato con la zucca gialla. Questo è un prosciuttino di maialino nero dei nebrodi realizzato artigianalmente con cotture a runner, quindi con il PNRR ci siamo anche dotati di attrezzatura innovativa che utilizziamo e facciamo vedere ai ragazzi come si può creare un piatto utilizzando le nuove tecnologie, certo, e non andando a aggredire quelli che sono i principi nutritivi, perché qua abbiamo una cottura lenta sotto vuoto che non perde sale minerali né vitamine e rimane perfetto anche nei colori e nei sapori soprattutto. Da questa parte invece abbiamo degli spaghettoni con i funghi di perla e la salsiccia realizzati interamente da noi. Questa è una pasta di grano duro antico, quindi russello e perciasacchi. Questo invece è un risotto che sfrutta la nocciola, che è tipica da un altro prodotto tipico del territorio, con il finocchietto selvatico e l'acciuga. Professore, è meraviglioso, ma io dico, con tutto questo ben di Dio che produce una scuola,
che cosa ci beviamo, che sempre produce i ragazzi della scuola, che producono i ragazzi della scuola? Ogni piatto va abbinato a uno dei nostri vini che produciamo a scuola, dallo spumante metodo classico al vino bianco, al vino rosso. Ogni piatto va degustato, assaggiato, abbinato e valorizzato anche col giusto vino. Allora io dico una cosa, ed è una cosa importante: quando tu hai un istituto che valorizza dal seme al prodotto e alla trasformazione, cioè questo veramente deve essere premiato. Cioè immaginate che questa è una scuola che produce tutti questi prodotti. Io vi ringrazio e siete stati meravigliosi. Grazie. Oggi un'altra perla siciliana, raccontiamo un'altra delle meravigliose riserve della nostra isola e ci troviamo a pochissimi chilometri dalla città di Catania, proprio di fronte a noi c'è il borgo marinaro di Aci Trezza e sono in compagnia del dottor Domenico Catalano, che è il direttore della riserva naturale Isola Lachea e Faraglioni. Intanto Domenico, grazie veramente per questo spazio che ci stai dedicando. Oggi siamo veramente in uno dei luoghi baciati dalla natura, baciati da Dio, e siamo all'interno di una riserva che è una riserva che alla fine non è così anziana, non è, perché è stata istituita alla fine degli anni 90. Sì, è una riserva giovane, ma è antica nello stesso tempo, più antica dell'Etna, perché qui iniziano in questo mare, nelle profondità di questo mare, quei fenomeni vulcanici sottomarini che porteranno prima alla formazione dell'arcipelago dei Ciclopi e 250.000 anni più tardi alla formazione dell'Etna. Quindi in realtà siamo molto vecchi. Tu sei direttore qui da tanti anni, quindi conosci bene la storia di questi luoghi, tu stesso sei un pezzo di storia di questi luoghi. Grazie. Prima hai detto quando si poteva visitare, oggi è tutto un po' diverso. Sì, purtroppo da qualche anno abbiamo un'interdizione dell'ufficio territoriale ambientale di Catania per rischio diciamo PAI, quindi un rischio di frana. Per cui stiamo cercando di mettere un po' in sicurezza l'isola in modo da riprendere le nostre attività di fruizione, che sono importanti al pari delle attività di ricerca scientifica che comunque continuiamo a condurre. Considerate che l'isola Lachea è la stazione più lontana dell'Etna che monitora i movimenti della Terra. Abbiamo un'antenna GPS molto precisa che misura appunto i movimenti dell'isola, che sono importanti. Fra l'altro gli studiosi dell'INGV, che ha un protocollo di ricerca con l'università, hanno registrato uno scivolamento verso nord, verso Capomulini dell'isola stessa, abbastanza significativo. Quindi l'isola ci sta abbandonando, sta andando verso il mare aperto. Tra l'altro questi sono dei segnali geologici molto importanti, perché inquadrati in una più ampia visione ci permettono di capire verso dove stiamo andando e quindi anticipare anche quello che potrebbe accadere. Questo è un vero tesoro di biodiversità, Domenico? Sì, perché siccome è un posto molto piccolo, allora intanto è facile studiarla, per cui tu hai la possibilità di studiare l'ecosistema in miniatura, diciamo così, e quindi riuscire ad avere dei dati in maniera molto, molto pronta ed efficace. D'altra parte, proprio perché in questo momento l'isola è interdetta alla fruizione, diciamo l'isola si sta riappropriando della sua naturalità. Fra l'altro noi siamo una delle 8 sedi europee del progetto Kerme di Flora, con il quale si sta sostituendo la vegetazione che ha impiantato l'uomo con la vegetazione autoctona, tipica appunto di quest'area. Alle origini. Un ritorno alle origini, alla naturalità stessa. La storia recente dell'isola è importante, perché l'isola è stata comprata, è stata acquisita alla fine dell'Ottocento dal marchese Gravina e dopo qualche anno, pensate, donata all'Università di Catania. E lì inizia, diciamo, la storia scientifica moderna dell'isola Lachea, con la scoperta di tutta una serie di emergenze naturalistiche importanti. Ci tengo a dire che la Regione davvero ha grande attenzione per tutte le riserve siciliane e voglio chiederti che tipo di sostegno vi arriva, cioè qual è il rapporto che avete con l'istituzione Regione Sicilia, che sappiamo essere particolarmente attenta alle riserve naturali. Allora noi abbiamo una linea diretta con il servizio 3 dell'assessorato territorio e ambiente, che ringrazio pubblicamente per l'attenzione, quasi diciamo fraterna, che ci riserva. Con i fondi regionali abbiamo fatto diverse cose. Una delle ultime cose belle è stato l'acquisto di un motore fuoribordo elettrico,
quindi noi siamo a impatto zero, perché adesso il collega sta andando a remi, però in genere abbiamo montato anche questo piccolo fuoribordo che ci permette un'autonomia di 6 ore, quindi riusciamo a pattugliare la riserva agevolmente. Domenico, sei stato veramente molto chiaro, ci hai raccontato uno spaccato veramente bello, un pezzo di terra siciliana che merita di essere raccontata, e io amo poi sempre dire: questi luoghi sono così belli e resteranno così belli se gli uomini impariamo ad amarli e a rispettarli e a capire che non è vero che non sono di nessuno, è invece vero che appartengono un pezzetto a tutti noi. Il racconto di Isola Verde continua, questa Sicilia che produce, questa Sicilia che ci emoziona, questa Sicilia che ci fa innamorare ogni giorno di più. Sono con la professoressa Valentina Russo Forcina che si occupa di pasticceria e io qua vedo colori, immagino gusti meravigliosi. Allora, professoressa. Buongiorno a tutti, io rappresento ovviamente la parte della pasticceria, quanto sono la docente di pasticceria della nostra scuola. Tutti i prodotti che vedete qui realizzati oggi sono stati preparati dai nostri alunni che cercano di utilizzare quelli che sono i prodotti della nostra azienda agraria, quindi abbiamo una filiera corta dal produttore sostanzialmente al consumatore. Molte delle paste insomma che voi vedete sono dei prodotti tipici del nostro paese, in particolar modo quelle che sono le nuvolette, che sono quel prodotto lì, sono proprio tipiche di Randazzesi e sono fatte semplicemente con 3 ingredienti, ovvero farina o amido di grano, zucchero e uova. Poi ovviamente noi abbiamo tantissime nocciole che appartengono sempre al nostro istituto, quindi cerchiamo di sfruttarle. Abbiamo realizzato una torta di nocciole, anche questa fatta con soli 3 ingredienti. In questo caso sostituiamo la farina o l'amido di grano o la maizena per chi avesse problemi di intolleranze alimentari con una farina di nocciole. Quindi abbiamo tritato, ovviamente dopo averle sgusciate, le nocciole e poi amalgamate insieme a dello zucchero e delle uova. Se tutto questo è possibile perché ci sono dei professori che credono nei giovani, e quindi un applauso a questi ragazzi, ai professori, e io simbolicamente vi do un premio perché siete meravigliosi, è una scuola virtuosa perché fate veramente tutto il processo dall'A alla Z e questa è una cosa meravigliosa. Quindi io vi ringrazio e adesso devo andare per forza da Gianni Giardina che ha sempre delle chicche per me, quindi lo raggiungo. Grazie mille ragazzi, grazie mille professoressa. Grazie. La Sicilia che produce è la Sicilia che non si ferma mai, come non si fermano mai i lavori qui in Consorzio da Eurogrumi, e io ho il piacere di presentarvi Salvatore Rapisarda. Salvatore, benvenuto, grazie per aver accettato di ospitare Isola Verde. Lei è proprio il direttore del consorzio, un consorzio che ormai da tanti anni fa un lavoro straordinario perché fa un lavoro di ambasciatore di un prodotto siciliano unico, quali sono le arance, i limoni, ma anche i fichi d'India, in giro per il mondo. E credo che questa sia la cosa più bella, esportare i nostri tesori e donarli a tutto il resto del mondo. Vero, anzitutto benvenuti a voi. Grazie. Mio caro Ruggero, benvenuto a voi e a tutta la straordinaria squadra di Isola Verde. Complimenti, grazie. Perché fate vedere il bello della nostra regione, è una cosa stupenda. Noi siamo una delle organizzazioni dei produttori siciliane, esattamente la più vecchia, cioè siamo quelli che siamo nati nel 1984. E quindi da più di 40 anni diciamo, lavoriamo nel settore, nel comparto agricolo, evidentemente essendo nelle zone dell'Etna quali sono i prodotti tipici dell'Etna. Devono essere i nostri agrumi, devono essere i nostri fichi d'India. Sottolineando che l'Etna è il luogo nel quale si concentrano la maggiore quantità di prodotti DOP e IGP d'Europa, perché il clima, il microclima e il terreno che l'Etna, che ci dà un po' di ansia qualche volta, ma ci dà anche tanta ricchezza di prodotti, ci dà veramente quel marchio unico e al mondo. Voglio anche sottolineare una cosa molto bella,
che è il fatto che voi, nel pieno rispetto della tradizione, guardate con interesse all'innovazione e siete testimoni di tutto ciò, perché ad esempio siete capofila di una serie di progetti, penso a Top Citrus, uno su tutti, che riguarda il limone e che ha 3 linee che servono non solo a preservare il limone, ma a fare in modo che il limone possa diventare sempre più forte come ambasciatore degli agrumi siciliani nel mondo. Assolutamente sì, sono 3 linee di intervento finalizzate. La prima a individuare delle varietà che il consumatore cerca sempre di più, quelle che abbiano meno semi, perché diciamolo, quando spremiamo quel limone ci escono quei 2 semi, quei 3 semi, ecco, e il consumatore naturalmente apprezza molto il fatto che ci sono queste varietà. Poi la patologia del malsecco, che è veramente un problema pernicioso per la Sicilia, e il limone si assoggetta troppo a questa patologia. E quando il limone si ferisce, in buona sostanza, quando c'è la spaccatura. Esatto, è un patogeno che entra nelle ferite che si fanno col vento, con la grandine. Allora quindi bisogna evitare queste ferite. Esatto, una linea di intervento di Top Citrus è quella di mettere delle reti antigrandine, in maniera tale che se la grandine cade non finisce sugli alberi, sulla pianta di limone, con un doppio effetto positivo, che queste reti sono leggermente ombreggianti, quindi se noi consideriamo che nei mesi di luglio e agosto nell'habitat circostanze si raggiungono per esempio 40 gradi, sotto la rete ci sono 2-3 gradi in meno, che vuol dire consumo di acqua in meno. Che oggi più che mai è un argomento di grandissima attualità. Importante. Come Poi no? c'è un'altra linea di intervento che per noi è veramente importante, è quella di individuare delle sostanze che ricoprono la frutta, non solo i limoni, ma tutta la frutta, che abbiano una funzione protettiva per allungare la shelf life. Una volta si utilizzava la cera, no? Esatto, una volta gli agrumi si ceravano e nella cera c'erano sostanze chimiche. Noi per fortuna da 20 anni a questa parte non si utilizzano più. Dal limone, pensa, dal pastazzo del limone, che è un sottoprodotto, si può ottenere questa sostanza che si mette sopra la frutta e allunga la shelf life di tutta la frutta. Quindi protegge la frutta, ma è anche edibile, quindi noi possiamo consumarle, quindi risolviamo in buona sostanza, grazie al pastazzo del limone, 2 problemi. A proposito però di carenza idrica, Salvatore, mi piace anche molto parlare di un altro vostro progetto che si chiama il RIAP, che veramente guarda al futuro, perché è quell'occasione che già è stata attivata in alcune aziende del consorzio, ma che voi state cercando di estendere quanto più possibile a tutti i produttori, per risparmiare concretamente acqua. E vi siete resi conto in questi 10 anni in cui avete testato questa bellissima tecnologia che i risultati, nonostante un po' di sofferenza iniziale, i risultati arrivano e sono importanti. Straordinari, veramente straordinari, perché pensa, con questa tecnica noi abbiamo testato 2 livelli di deficit idrico. In un lotto abbiamo dato il 30% di acqua in meno, nell'altro lotto il 50% di acqua in meno. Concentriamoci su quello col 30% di acqua in meno, che già è un grande risultato. Un grandissimo risparmio. Il concetto è questo: i primi 2-3 anni la pianta subisce uno stress, un impatto notevole. Dal 3° anno in poi è come se la pianta avesse fatto ginnastica, ecco, immaginiamo così. E la pianta riesce a produrre lo stesso calibro identico della irrigazione convenzionale. Tant'è che noi facevamo delle prove con chi non conosceva i pilari, dicevamo trova il pilare in RIAP e nessuno azzeccava qual era quello dove con l'irrigazione deficitaria. Quando si apre ci si rende conto che in quei pilari ancora c'è. Quando si apre il frutto resta quel piccolo divario di vitamina C e di antociani in più che rendono, come possiamo dire, merito. La natura ringrazia l'uomo per il suo ingegno, per aver fatto questa attività, aver risparmiato acqua e aver contribuito a dare una migliore salute al frutto e agli uomini. Quando l'uomo interviene intelligentemente. Salvatore, grazie infinite per averci aperto oggi le porte della tua azienda. È stato un piacere avervi, un onore e un piacere avervi da noi. Grazie. E a presto. Grazie di tutto. Ti aspetto per far vedere l'Etna e il Simeto. Assolutamente Etna sì. E Simeto. Lo faremo con Salvatore. Il racconto di Isola Verde continua tra eccellenze, leggende, storie e una Sicilia che ci fa innamorare. Caro Gianni, si arriva sempre alla fine che ci sono dei brindisi che tu dici io me ne voglio andare via,
ma in questo caso io non me ne voglio andare via. Però tu c'hai sempre qualche chicca per me. E qual è la chicca questa volta? Qua vedo uno spumante. Tu devi rimanere perché qua abbiamo prodotti d'eccellenza. Chiudiamo in bellezza con uno spumante metodo classico. Siamo nel luogo dove è nato lo spumante siciliano, grazie al barone Spitaleri che nel 1870 porta una varietà che si addice alla spumantizzazione, che è il Pinot Nero. Grazie a lui molti produttori hanno iniziato a impiantare varietà autoctone e adesso lo spumante che si fa qua sull'Etna è uno spumante d'eccellenza con Anello Mascalese, che è una varietà particolare che dà un prodotto veramente super. E quindi, come ogni buona tradizione, un bel brindisi e viva Randazzo! Prosit, viva Randazzo! Il Parco dell'Etna è un'area naturale protetta dipendente dalla regione Sicilia. Il Parco dell'Etna insiste su più di 20 comuni e l'idea di istituire una zona naturale protetta cominciò ad esserci già a partire dagli anni 60. La popolazione, gli amanti della montagna sentivano forte l'esigenza di creare qualcosa che potesse tutelare questi luoghi. Il dibattito popolare, ma anche il dibattito politico arrivò fino al 1981, quando appunto la regione Sicilia istituì 3 zone protette, ma soltanto nel 1987 arrivò l'ufficialità e quindi venne istituito proprio questo meraviglioso Parco dell'Etna, che insiste su un vecchio monastero benedettino, ma questo è un altro pezzo di storia. Dall'anno 2005, sede istituzionale dell'ente Parco dell'Etna, è questo luogo meraviglioso che oggi vi racconteremo, il monastero benedettino di San Nicolò l'Arena. Pensate, all'inizio il monastero venne costruito semplicemente per accogliere i monaci infermi, ma con il passare degli anni e soprattutto per volere di Federico III d'Aragona, questo luogo venne intitolato a San Nicolò l'Arena e divenne meta di pellegrini che arrivavano un po' da ogni dove. Anche Leonora d'Angiò scelse questo luogo e vi dimorò per diversi anni della propria vita, fino addirittura a morirvi. Oggi il racconto di Isola Verde, il racconto del Parco dell'Etna, parte proprio da qui, dal monastero benedettino di San Nicolò l'Arena. Vi presento il direttore della riserva Parco dell'Etna, che è il dottor Giovanni Laudani. Direttore, buongiorno, grazie sempre per la sua disponibilità proverbiale. E oggi vogliamo raccontare con Isola Verde la bellezza del Parco dell'Etna, perché tante volte noi pensiamo che il Parco dell'Etna sia un ente distante dalle persone, invece no, il Parco dell'Etna siamo noi. Il Parco dell'Etna è fatto da uomini, donne, è fatto ovviamente da tanta gente che ci lavora e insiste su oltre 20 comuni. 21 comuni. Dobbiamo inserire la città metropolitana di Catania. Ah, ecco, quindi 20 più 1 che ovviamente è la città metropolitana di Catania, e diciamo che dal 2005 quando siete qui, ma diciamo dal 1987 quando il parco è stato istituito, di lavoro ne è stato fatto tanto, ma tanto ancora c'è da fare. Parecchio da fare, perché adesso dobbiamo misurarci con le nuove esigenze che la collettività ha necessità e bisogno. Quali sono?
Innanzitutto dobbiamo pensare, e questo è il messaggio che io voglio lanciare a tutta la comunità del parco, perché io la interpreto come comunità. Bello, questo è un concetto molto bello, partecipazione. Partecipazione, perché il discorso legato a una vincolistica sterile non serve. La vincolistica deve avere un disegno grande, che deve essere quello che attraverso il vincolo tutti quelli che appartengono a questa comunità devono avere possibilità anche di sviluppo economico e non solo, diciamo, una vincolistica che potrebbe relegarli in qualche modo nella loro libertà. Quindi ci rendiamo conto che questo significa sentirsi parte di un progetto, significa sentirsi parte, lei ha utilizzato un termine bellissimo, di una comunità. All'inizio erano gli anni 60, l'ho raccontato, c'era l'esigenza di proteggere la montagna, la nostra montagna, quindi questi boschi straordinari, questi luoghi magnifici, dal turismo sfrenato, no? Dal turismo che arrivava e non si rendeva conto dell'importanza che avevano i luoghi. Di passi in avanti ne sono stati fatti tantissimi. Oggi vi chiedo quali sono le sfide che si affrontano da questo punto di vista in questo momento nel quale purtroppo parliamo, di cambiamenti climatici, purtroppo di rifiuti, quali sono le emergenze con le quali voi ogni giorno vi confrontate? Intanto il discorso legato all'abbandono dei rifiuti. Questo penalizza molto sia la comunità che il parco stesso, perché l'immagine che poi ne viene fuori è un'immagine negativa e non sicuramente, diciamo, di promozione. Certo, quindi i rifiuti intanto la prima sfida da vincere a tutti i costi. La regione, l'ente regione, come viene in soccorso e come vi dà una mano nel gestire giornalmente tutto questo? La regione è attenta. L'assessorato al territorio e ambiente, a cui fa capo il Parco dell'Etna, anche se è un istituto autonomo, noi possiamo avere autonomia anche, diciamo, dal punto di vista sia gestionale che anche promozionale. Questo non deve essere inteso come, diciamo, un totale disinteressamento sia da parte nostra nei riguardi di chi praticamente ci gestisce poi nella vigilanza, che anche, diciamo, per quanto riguarda loro stessi nell'intervenire se ci sono dei problemi all'interno del parco. Direttore, prima di salutarla le chiedo, il parco appartiene a tutti noi, appartiene alla gente, alle famiglie, ai genitori, agli zii, ai nonni. Cosa si sente di dire a tutte queste persone che lo visitano, che imparano a conoscerlo e che imparano ad amarlo? E ricollegandomi di nuovo al concetto di comunità, il messaggio che lancio a tutti è quello che noi all'interno del parco, tutta questa vincolistica che abbiamo creato e che rispettiamo, è il presupposto per diventare un grandissimo ecomuseo che non deve essere inteso solo nella parte sommitale dove c'è il perimetro del parco, ma l'Etna, che affonda le sue radici nello Ionio e nel Tirreno, automaticamente deve essere tutta intesa, diciamo, come vulcano. È un bene nostro, è un bene che dobbiamo preservare, che dobbiamo rispettare e che dobbiamo amare. Direttore, io la ringrazio sempre per la sua disponibilità. E io ringrazio voi per tutta la banda e la promozione che farete per questo posto. Grazie veramente. È sempre un grande lavoro quello che viene fatto dagli amici delle riserve, in questo caso oggi parliamo di Etna, e devo dire che il compito che hanno le persone come il dottore Laudani è un compito arduo, ma che ogni giorno viene svolto con grande senso di responsabilità. Il racconto di Isola Verde oggi continua, la Sicilia che produce, quella che ci fa emozionare, quella che amiamo, è proprio questa, quella di Isola Verde.